partita è iniziata con il pallone giocato subito da Tandara, lo gioca all'indietro e Carlo vedremo dai primi minuti se Angelo Busetta aveva ragione, e mi pare proprio di sì. Ti confermo che è un 4-4-2, sì. Anche se lui di Gaetano è rimasto folgorato dal 3-5-2 e ha conseguito questo modulo per tantissimi anni, però oggi si sta schierando con un 4-4-2 classico e vedremo come andrà a porsi nei confronti del Catania. Difatti Ferrigno gioca sulla corsia difensiva di sinistra, i due centrali sono Campanella e Diop, quello più esterno a destra, Koulibaly invece è il terzino di destra. I due centrali invece del Catania adesso dialogano tra di loro con il pallone poi servito a Lodi, lunga sciabolata a cercare lungo il corridoio offensivo di sinistra l'inserimento scongiurato dalla possenza di Koulibaly, palleggio molto elegante di mezzo al campo da parte di De Luca, poi pallone che giunge tra i piedi di Rapisarda con la possibilità di mettere un pallone al centro dell'area di rigore. Siamo all'altezza del dischetto, lo scarico all'indietro, prova a piazzarlo con ovviamente quelle che sono state le prime direttive che ci giungono dal campo, e mi pare che subito il Catania. E c'è stata questa azione codificata un po' del Catania con Rapisarda che è andato a sfondare sulla fascia destra, ha messo sta palla forte dietro, è stato bravo De Luca poi a servire Lodi, poteva fare sicuramente di meglio e ha tirato un po' sbilanciato alto sopra la traversa. E qui ci sono le indicazioni che arrivano da Francesco Di Gaetano, allenatore subito accolto dalle nostre telecamere a bordo campo. Primo fast fischio del direttore di gara a comandare un calcio di punizione. Siamo sul settore di sinistra del campo offensivo, si è impossessato invece del pallone Santa Maria Cilento con Catalano, la sciabolata a cercare l'inserimento del riferimento offensivo Tandara, prova a farsi largo lungo la corsia di sinistra, gli sradica il pallone dai piedi facendo scoccare gli applausi del pubblico dello stadio Massimino Lorenzini. Poi c'è un brutto fallo su De Luca, l'arbitro però lascia correre Ferrigno, era stato l'autore della molto bravo qui sì. Lorenzini a prendere il tempo a Tandara, si era creata una situazione di 1 contro 1, è stato molto bravo Lorenzini, molto bravo, con un appoggio anche molto elegante sotto un profilo stilistico. Koulibaly cambia gioco dalle parti di Ferrigno, vanno subito in marcatura i giocatori del Catania, poi c'è Catalano, Francesco Lodi, l'appoggio per Rapisarda che prova ad involarsi, vanno ad inseguirlo in due, c'è mischia all'interno dell'area di rigore, provato l'incursione De Luca, scongiurato il pericolo, palla che torna nuovamente indietro dalle parti di Rizzo, con calma Lorenzini, ancora Rizzo, tutti indietro, la linea anche più avanzata dei giocatori della Polisportiva Santa Maria Cilento, anche lo stesso Johnson, posizione molto avanzata per il giocatore ghanese e un'ala destra, mentre lungo la versante di sinistra uscita di Koulibaly, ma gli applausi sono tutti quanti per l'incursione di Boccia, che è stato molto bravo a trovare la possibilità di andare direttamente all'intervento. Calcio d'angolo battuto, girato, la parata, la respinta, il tiro e il gol del Catania, anzi no, perché De Luca è arrivato in posizione irregolare, ha fatto praticamente esaltare un po' tutti quanti noi. Andremo a rivedere l'azione che si era sviluppata dopo la respinta di Cannizzaro. De Luca si era trovato nella possibilità di andare a calciare a rete. Vedremo poi dalla nostra moviola quello che
stata l'impressione del direttore di gara, ancora per vie centrali. Ora Pisarda, il controllo, la chiusura da parte di Ferrigno, due avversari, poi c'è il fallo in attacco da parte del Catania. Fischia Peletti di Crema, si era fatto vedere vitale da quelle parti, e vediamolo il momento in cui scocca il traversone all'interno dell'area di rigore. De Luca di testa, la respinta, e poi sì, posizione irregolare, mi pare di sì, sia proprio fuori gioco. Nettamente in posizione irregolare De Luca. Legge bene Pasquini di Genova, che aveva alzato la bandierina, ma nell'enfasi del momento comunque spettacolare l'azione che aveva condotto alla gol il Catania. E adesso vedremo come si snoderà l'azione offensiva della formazione rossazzurra, che è partita praticamente a testa bassa, ritmi molto alti di questa partita, e sarà sicuramente un match da vivere anche sulla lunghezza l'onda di questi festeggiamenti. Capitano Campanella, la rimessa con le mani, se ne occupa Ferrigno, pallone poi per Johnson che lo difende all'indietro per Mancini, la giocata per il senegalese Diop, l'apertura per il Luriano Koulibaly, ancora Diop, siamo sulla cerchio di centrocampo, poi Campanella, si fa vedere Ferrigno, non accenna alla pressing il Catania, di testa aveva provato a sfiorare Johnson, anticipo su di lui, imperioso l'intervento di Castellini che ha rubato il tempo. All'indietro il capitano della Polisportiva Santa Maria Cilento, il Catania che aspetta nella propria metà campo, gioca boccia su quella versante del terreno di gioco, provano per il servizio per il centrale Ventura, lo scarico all'indietro, si fa vedere ancora una volta il capitano Campanella, preferisce alleggerire all'indietro per Cannizzaro. Partita giocata ad alti ritmi questa gara e questo match, mentre vi preannuncio che il presidente del Senato La Russa sarà nostro ospite alla fine dei primi 45 minuti, così ci dicono dall'ufficio stampa. Ma intanto proseguiamo con quella che è la partita in una giornata così di festa. Parleremo soltanto di calcio. Koulibaly, provato, sforbiciata da lì, tiro sbilenco. È una squadra molto insidiosa il Cilento, gioca in uno spregiudicato 4-2-4 quasi, perché sia Catalano che Di Marco sono due giocatori molto offensivi, e in mezzo al campo dobbiamo sottolineare che sia Mancini che Ventura sono un 2004 e un 2005, quindi squadra veramente schierata in maniera spregiudicata da Ciccio Di Gaetano. In mezzo al campo sradica il pallone dai piedi di Rapisarda, servizio all'indietro per il primo intervento da parte di Peters, poi Castellini, si fa vedere Rizzo, formazione di Di Gaetano che aspetta il Catania. Rapisarda, vanno a chiudere sui due portatori di palla, costretto quindi a ritornare nuovamente sui due centrali difensivi che palleggiano per linee orizzontali. Quasi 9 minuti all'inizio di questa partita, pallone e incursione all'interno dell'area di rigore. Ottimo l'intervento a parte di Diop, che va praticamente a chiudere sulla possibilità di agganciare il pallone di Manuel Sarao, rimessa con le mani, insomma proprio dalle parti di Marco Carli. E vorrei subito le prime impressioni dopo questi primi 9 minuti e 20 secondi. Impressioni con Di Gaetano, l'allenatore del Santa Maria Cilento, che si rivolge spesso a Catalano e Ferrigno, la coppia che vedete qui vicino alla tribuna, diciamo, e che deve controllare da una parte De Luca e dall'altra Rapisarda, che abbiamo visto sono fra i più attivi nel Catania, per cui insomma le indicazioni dell'allenatore del Santa Maria Cilento sono tante per questi due giocatori. Ferraro sempre molto attento a come la squadra gestisce la fase di non possesso del pallone. Catalano all'indietro per Campanella,
Diciamo che il Cilento un po' somiglia al vecchio Trapani di Boscaglia, infatti Di Gaetano era proprio il secondo di Boscaglia, con Catalano che fa un po' le veci di Madonia, ha un po' quelle caratteristiche, è un destro spostato sulla sinistra ed è un giocatore di grande talento. Gioca a piede invertito, mentre prova Vitale a favorire l'incursione su quel fronte di Boccia, ma pallone che viene però calciato troppo profondo, la rimessa con le mani, se ne occupa Koulibaly in mezzo al campo, non c'è fallo, soltanto il cambio sulla rimessa con le mani. Boccia consegna il pallone agli avversari che guadagnano una dozzina di metri rispetto al punto iniziale di battuta. Diop rimane fare il centrale, Koulibaly mantiene invece la posizione di esterno a destra, il taglio costante per linee orizzontali costringe Ferrigno a tornare indietro, va in pressing De Luca e adesso si fa vedere Johnson, spalle alla porta, la gioca per uno dei due centrali della linea di mezzo e qui c'è il Catalano di cui parlava prima Carlo Breve, anche trame di gioco che spaziano da una parte all'altra del campo, fare girare tanto il pallone. Ovviamente è una squadra che ha dimostrato di avere comunque un buon costrutto tattico e ha dimostrato di avere comunque il giocatore sicuramente di maggiore rilievo, mentre Sarao all'interno dell'area di rigore, ultimo tocco proprio dell'attaccante della formazione rossazzurra, non è d'accordo Sarao, vorrebbe che l'intervento in scivolata, questo è il colpo di tacco, poi Vitale, pallone imbucato per Sarao, arriva Campanella, la mette in mezzo e poi è stato proprio Sarao che si è visto rimbalzare il pallone sulla pianta del piede. Da sottolineare soprattutto l'azione giocata tutta in verticale da parte del Catania con massimo 2 tocchi e si è arrivati a una situazione importante. Rimessa con le mani per la formazione rossazzurra, si gioca in un clima da Champions, tutt'altro che vedere rispetto ad un campionato di dilettanti. Rizzo, Castellini, tutte indietro, la polisportiva Cilento aspetta il Catania saggiamente. Di Gaetano avrà consigliato ai suoi uomini di aspettare le giocate del Catania e poi fare partire le ripartenze con la velocità di Johnson e con l'efficacia sotto rete, sotto misura del romeno Tandara. Lo stop non perfettamente riuscito da parte di Rapisarda, c'è Catalano, attenzione, avanza, palla al piede, prova a scaricare il destro, pallone che gli gira praticamente esterno. Perdiamo forse un po' di smalto in questa occasione, ma finora del tutto disinteressato alla partita è Klaus Betters, estremo difensore della Catania. Francesco Lodi, appoggio per Boccia, intervento poi di Castellini chiamato in causa. Non ci sono spazi per andare a cercare le imbucate per linee verticali, il Catania deve muoversi con la fraseggio in orizzontale, fin tanto che Rapisarda non vede De Luca, posizione di esterno destro, in due gli sradicano il pallone dai piedi. Campanella sta giocando la partita imperiosa oggi, è attento su tutte quante le posizioni e riesce ovviamente a chiudere dalla distanza. Invece Cannizzaro a cercare il colpo di testa da parte di Catalano, mentre Diop va a chiudere in anticipo. Giocano tanto in anticipo i giocatori della Santa Maria Cilento e forse questo è uno ovviamente dei dettati tattici imposti da Di Gaetano per una partita così squilibrata sul piano
della tecnica individuale. Ma Diop, sai, è un giocatore soprattutto molto fisico e veloce che Di Gaetano si porta dietro dai tempi di Palazzolo e di Biancavilla, un giocatore esperto per la categoria e fa proprio della forza fisica la sua arma migliore. C'è Rizzo che è tornato nuovamente ad essere il protagonista della linea mediana del campo. Sulla corsia di destra Russotto, oggi non sembra la giornata perfetta per il numero 7 della formazione rossazzurra, sbaglia questo tocco in profondità, non si capisce con Boccia, mentre le nostre immagini inquadrano Vitale, un altro dei crack di questa squadra, uno dei giocatori che sicuramente la Catania avrà tutto l'interesse a mantenere l'anno prossimo, nel progetto dell'anno prossimo, ovviamente insieme ad uno che oggi è infortunato, si chiama Chiarella, per quanto mi riguarda probabilmente il migliore degli under che quest'anno ha calcato le scene dello stadio Massimino, in un livello sempre molto molto alto ovviamente degli altri competitors. Johnson nel frattempo prova a saltare l'uomo, ci riesce, difende il pallone 2 volte, l'arbitro non ferma il gioco, anzi sì, dopo qualche istante non concede il vantaggio per la formazione del Santa Maria Cilento. Il ghanese si lamenta con il direttore di gara, si rialza nel frattempo Castellini, dice di avere ricevuto una manata, vedremo il momento in cui Johnson prova a svincolarsi del pallone, tentativo e anche magari manata che è arrivata al destinatario. Francesco Cannizzaro, estremo difensore del Santa Maria Cilento. Koulibaly, scarico prima su Diop, poi a cercare il viaggio del pallone lungo l'auto di destra del campo, la velocità di Tandara, puntualità da parte di Beters nell'uscita, fraseggio che però non si conclude, la palla viene fuori da Diop, rimessa con le mani, pertanto affidata al Catania. Di prima intenzione andrebbero giocati i palloni, così come vuole anche la velocità di esecuzione di questa partita, mentre spiegazioni di Koulibaly, indirizzo del direttore di gara nella difesa del pallone con Andrea Russotto. L'arbitro comanda il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. Siamo sul corridoio di sinistra rispetto al fronte offensivo della formazione rossazzurra, proprio sotto la curva, sotto la tribuna B, all'imbocco iniziale della curva sud della Catania. 9 uomini all'interno della area di rigore della Santa Maria Cilento, pallone che però De Luca non riesce ad indirizzare bene, parata facile da parte di Cannizzaro, mentre attenzione perché c'è Tandara, l'apertura sul versante di destra col tacco, Tandara non riesce a governare, occhio perché gioco però è stato fermato, il tiro di Catalano arriva a polveri spente perché segnalazione già del secondo assistente del direttore di gara, intervento di Beters, ma attenzione perché su queste azioni di partenza possono far male, mantengono le energie aspettando il Catania alla propria metà campo e sono pronti a saltare proprio quella linea mediana del campo, sfruttando la velocità di esecuzione di Tandara, le incursioni di Johnson e soprattutto le ottime geometrie disegnate da Catalano. Sì, perché nelle situazioni di palle inattive a favore del Catania, in questo calcio d'angolo dove si è sfiorato il gol, poi nella ripartenza non erano disposti bene nella linea difensiva, mancava Boccia e si è creato un buco proprio sulla sinistra del Catania, a destra loro, dove ne hanno approfittato e sono quasi arrivati al gol. Francesco Lodi
batte il calcio di punizione, marcano praticamente a zona giocatori del Santa Maria Cilento, tutti schierati, anche se c'è qualche inseguimento individuale all'interno dell'area di rigore. Pallone che spiove, salta più in alto di tutto Koulibaly, poi perfeziona il rinvio dall'interno dell'area di rigore e come al solito palla messa molto alta e pericolo da parte del movimento allo scatto di Tandara. Ma è stato bravissimo Lodi che ha chiuso proprio lui il buco creato tra i due centrali e si è andato a infilare proprio tra i due difensori centrali. È stato bravissimo a chiudere questa situazione che poteva essere veramente pericolosa. Lettura importante del capitano. E non è la prima volta che no. Ciccio si mette in mezzo ai due difensori centrali e fa lavoro sporco e di sacrificio. E prova adesso a mettere un'imbucata per linee verticali. Movimento di De Luca, poi di Russotto, lo scarico per Francesco Lodi, si fa vedere Rapisarda lungo l'auto di destra del campo. Rapisarda prova il doppio passo, lo spioventa all'interno dell'area di rigore, si era fatto rivedere Russotto troppo profondo e allora su quel fronte c'è Boccia, difende il pallone, lo mantiene all'interno dell'area di rigore, poi lo spreca andandolo a tirare direttamente sui piedi dell'avversario. Seconda battuta, arriva Vitale tra due avversari all'interno per Rizzo. Torniamo nuovamente all'esterno con lo spiovente in area di rigore, tutto regolare ma nessuno intercetta il pallone, lo sfiora soltanto. Questo è il momento in cui Boccia calcia con il destro, tante marcature particolarmente strette. Questo è il momento in cui, come correttamente dicevi tu Carlo, intervento importantissimo di Francesco Lodi. Partita blindata sotto il profilo delle occasioni, sicuramente il Catania ne ha avute un paio, gol annullato legittimamente, la posizione irregolare da parte di De Luca, poi intervento di Cannizzaro, ma attenzione perché il Santa Maria Cilento si propone all'interno dell'area di rigore, provvidenziale l'intervento di Castellini. E qua ha fatto un intervento veramente da giocatore esperto. Ha aspettato la rincorso. Bravissimo, ha aspettato, ha preso posizione, ha dato una piccola spinta, è stato bravo a prendere posizione e a bloccare questa incursione che era diventata pericolosissima di Tandara. 22 minuti e 49 secondi dall'inizio di questa partita, il risultato è fermo sullo 0-0 e la partita è aperta. Il Santa Maria Cilento non ci sta a fare da sparring partner, mentre Sarao prova la girata. Che tiro quello di Sarao, con prima l'appoggio di Rizzo, il tocco di tacco da parte di Vitale, spalle alla porta. Guardate, Sarao non guarda neppure, indirizza il pallone che si perde davvero di pochissimo a destra della porta difesa da Cannizzaro. Che gioco di gambe quello di Johnson, l'apertura sulla versante di sinistra per Ferrigno, la chiusura strappa applausi di Lorenzini. Che impianto difensivo ha avuto il Catania quest'anno, che impianto difensivo. Si dice che i campionati si vincono con le difese fortissime, non necessariamente con gli attacchi virulenti. A proposito, Tandara ha fatto 14 gol, lo score dei migliori marcatori del Catania sono fermi ad 8. Ovviamente hanno segnato in tanti, però vale molto anche la tenuta difensiva di una squadra che ha avuto la possibilità di andare ovviamente a confrontarsi, imponendo una supremazia significativa sin dall'impianto difensivo. Rizzo, tocco per Rapisarda che però non trova il compagno e poi giocata con fallo subito da Catalano, che adesso si rialza. L'arbitro ha fermato il gioco, ma non perché sul giocatore con la maglia numero 99 fosse stato un fallo, quanto perché il pallone è uscito fuori. Non ravvisati gli estremi del fallo, la rimessa con le mani. E attenzione,
proprio al ghanese Johnson, che va a prendersi la palla sulla tre quarti per poi andare a fare l'elastico sul fronte offensivo, mentre Marco Carli in questa diciamo questi 25 minuti di partita già giocata ci racconterà l'emozione della panchina. L'emozione della panchina e qualche cambio, ad esempio da sì. qualche minuto Russotto sta giocando alla destra del fronte offensivo del Catania, con De Luca spostata a sinistra. Qualche indicazione è arrivata ed è questa la possibilità di Vitale di andare a proporsi proprio a sinistra per fare in modo che De Luca possa giocare anche da sottopunta, insomma, rispetto a Sarao, a essere più vicino a Sarao per trovare delle combinazioni in attacco. Per quanto riguarda invece il Santa Maria Cilento, tante indicazioni arrivano da parte dell'allenatore dei Campani per i due centrocampisti centrali, vale a dire Mancini e Ventura. Dice uno resta e l'altro si propone per lanciare le due punte, che sono molto veloci, come abbiamo visto. Abbiamo parlato di Johnson, che diventa l'interfaccia sul fronte centrale più avanzato, poi di Tandara. I due si intendono particolarmente bene. Johnson, tra l'altro, ghanese, ha realizzato 6 gol dall'inizio di questo campionato ed è un giocatore particolarmente mobile, non da punti di riferimento, e questo potrebbe essere uno dei dettati tattici voluti da Di Gaetano, ma questo dall'inizio di questo campionato, e mi pare che finora anche Santa Maria Cilento, Carlo, si stia anche difendendo con grande ordine. Sì, sono sempre messi bene nella fase difensiva e, come ben dicevi tu, Johnson è bravo a tirarsi dietro e a liberarsi dalla marcatura di Lorenzini o Castellini e proprio giocare sotto punta proprio a Tandara. Si assomigliano molto e si integrano alla perfezione come caratteristiche. Rizzo, suggerimento troppo corto, ne approfitta Santa Maria Cilento, la formazione giallorossa rincorre inutilmente però il pallone Ferrigno, sfera che arriva invece direttamente a Beters, che, diciamola tutta, in questi primi 27 minuti non ha dovuto finora eseguire nessun intervento particolare o degno di nota. Francesco Lodi gioca in una posizione sicuramente più bassa, forse proprio perché la posizione di Johnson non lo fa stare tranquillo, e pertanto dalla panchina Ferraro ha chiesto un sacrificio complementare alla capitano della formazione rossa-azzurra. Rizzo, Francesco Lodi, primo stop di petto, il secondo, poi arriva Diop, taglia tutto. Lorenzini invece anticipa e taglia Fuori su Tandara, e quindi sfuma così questo tentativo di cercare l'affondo da parte della formazione giallorossa allenata da Di Gaetano. Si riparte quindi dalla posizione di Castellini, quella di Lorenzini, il controllo da parte di Russotto, che si è andato a spostare sulla versante di destra. Non c'è fallo, il taglio a cercare invece l'inserimento di De Luca, che nel frattempo si è andato a spostare sulla corsia di sinistra. De Luca però perde un pallone. Lorenzini ancora una volta provvidenziale sulla giocata di Tandara, e poi con attenzione Ferrigno insegue il pallone Diop, lo scarico su Koulibaly, l'intervento per De Marco, il tentativo poi di prendere palla da parte di Tandara, il fallo sul bomber della formazione giallorossa. L'arbitro si accorge di tutto e comanda il calcio di punizione a favore della squadra di Di Gaetano. Rivediamo il momento in cui Lorenzini va sull'attaccante romeno, valore di mercato piuttosto alto tra l'altro per un giocatore che quest'anno ha confermato di avere buona affinità col gol. 14 gol in doppia cifra, insomma, in una squadra che si è dovuta salvare come primo obiettivo, sono tanta roba. Ma come sottolineavi tu, si difendono bene perché Koulibaly fa molto bene la fase difensiva e non ha dato modo né a De Luca né a Russotto di saltarli nell'uno contro uno, e dall'altro lato la stessa cosa ha fatto Ferrigno, quindi i due difensori centrali si completano a vicenda e il Catania sta stentando ad avere delle situazioni importanti da rete.
bisogna provare ad accelerare, a giocare con 1-2 negli ultimi 16 metri con grande velocità di esecuzione, perché altrimenti anche Diop e Campanella sono giocatori che finora hanno rispettato benissimo le consegne, non hanno messo nelle condizioni mai Manuel Sarao di farsi particolarmente pericoloso, se non proprio nei momenti in cui il Catania ha giocato di prima intenzione, il colpo di tacco prima da parte di Vitale e con Sarao spalle alla porta, chiamato alla girata che si è persa di pochissimo fuori. Rapisarda, l'appoggio per Andrea Russotto, si invola lungo l'auto di destra del campo. Russotto poi si ferma per un attimo perché con cavalleria il Catania aspetta che Johnson si rialzi, giocatore che evidentemente aveva ricevuto un colpo accidentale sulla nuca, sfuma così questa possibilità. Adesso altrettanto cavallerescamente il Polisportiva Santa Maria Cilento dovrà restituire la palla al Catania. Ma io non sono d'accordo in queste situazioni, c'è l'arbitro che è vicino, che può giudicare se è stato una situazione che deve fermare il gioco, perché sennò non si gioca più. Quindi sia il Catania che il Cilento secondo me non devono mai fermarsi, tranne che ci siano delle situazioni. Andrea Russotto nel frattempo il pallone in mezzo, e abbiamo parlato dell'ottima chiave difensiva da parte di Campanella, stavolta Diop è quello che anticipa, e poi guardate la bella giocata lì a ridosso della linea che demarca l'area di rigore del belga Mancini. Anche 2004. questo è un giocatore che nella partita di andata sviluppò delle E occhio ottime ora trame adesso. offensive. Attenzione perché si sposta De Marco sulla corsia di destra, lo scarico su Mancini, si fa vedere Koulibaly, preferisce invece passare da Ventura il Santa Maria Cilento, che adesso prova con un tiro piuttosto sbilenco da parte di Catalano. L'arbitro ferma il gioco nel frattempo per segnalare il fallo subito da Rizzo. Lo rivedremo proprio in questo istante. Rizzo, guardate il pestone che gli arriva con immediato intervento da parte del direttore di gara. Non estrae il cartellino, non era un fallo particolarmente violento, ma proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che più volte è stato premiato come uno tra i migliori arbitri negli anni passati dei campionati dilettantistici. Non ha diretto mai il Catania, questa è la prima volta, diciamo che una piccola promozione sul campo pure per Stefano Peletti di Crema. Francesco Lodi con la piattone, inserimento per Russotto, cambio di passo di Russotto, la girata, la respinta da parte di Francesco Cannizzaro. Applausi per la giocata distinto di Andrea Russotto. Guardate, carica il destro Russotto, poi la sterzata il sinistro, intervento di Francesco Cannizzaro che si distende bene, mette il pallone oltre la linea del fondo. Calcio d'angolo, il primo che batte il Catania da questa bandierina di destra, quella proprio sotto la postazione della tribuna A. Francesco Lodi si fa ovviamente come al solito portavoce della squadra, mentre ci sono scintille. Manuel Sarao, arrivano poi Koulibaly e Diop, ancora Conference e Ventura, giocatore che sembra particolarmente teso in queste fasi della partita. Sarao e Ventura, i due vanno a colloquio con il direttore di gara, poi si chiariscono e ci sono ovviamente 25 centimetri circa di differenza, ma c'è anche il carattere del giocatore con la maglia numero 24 della formazione giallorossa. Sfuma però la possibilità per il Catania di farsi pericoloso. Sarao lascia correre ormai, dopo avere ancora una volta chiesto il confronto con il direttore di gara. Guardate la giocata di Russotto presa dalla nostra camera bassa all'interno dello stadio Angelo Massimino. Ancora una volta un applauso alle nostre regie che ci seguono, ai tecnici
che ovviamente portano a casa vostra quelle che sono le immagini di questa partita. Lo facciamo dall'inizio di questo campionato. Catalano, proprio Ventura, adesso Koulibaly, posizione stavolta più centrale, preferisce andare indietro per il compagno di squadra senegalese Diop. Campanella con calma, verdito da Russotto, scarico su Cannizzaro, poi pallone prolungato dalle parti di Catalano. Attenzione, Catalano punta col destro, apre con il pallone all'interno dell'area rigore e poi provvidenziale l'intervento da parte di Lorenzini prima che l'arbitro fermi il gioco, e ancora una volta Tandara che si è fatto particolarmente pericoloso, ma guardate, con l'esterno del destro arriva di testa, e poi davvero Lorenzini migliore in campo in questa partita per quello che abbiamo visto dallo scoccare della finale di parziale di tempo. Siamo giunti al minuto 36esimo, 2 interventi di Lorenzini oggi che danno il senso di quanto sia importante la fase difensiva, ma anche quanto sia importante la bravura individuale di un giocatore. Bravo, hai detto proprio benissimo, è stato individualmente bravissimo in queste due circostanze. L'azione si era sviluppata sull'asse Catalano-Johnson-Tandara ed era arrivato proprio a tu per tu con Beters. È stato provvidenziale l'intervento del nostro centrale difensivo. E mi sembra che sia ormai ricorrente quella che è l'impostazione voluta da Di Gaetano, proprio con la posizione di Johnson che non dà riferimenti e con quella di Catalano che è un giocatore che comunque ha un bel piede, mentre Russotto prova ad involarsi lungo l'out di destra, tarda qualche istante, arriva il capitano della formazione giallorossa battuto, il pallone è rimesso nuovamente in gioco. Francesco Lodi con Rapisarda, non inganna nessuno, neanche Ventura che spazza via lontano. Ancora duello che si ripete, quello fra Lorenzini e Tandara. Oggi attentissimo Lorenzini anche nelle marcature preventive, è stato adesso veramente molto bravo. Una volta è stato sostituito da Lodi, lo abbiamo sottolineato in quella marcatura preventiva, ma per il resto Lorenzini oggi ha dimostrato di che pasta è fatto non soltanto l'atleta ma anche la concentrazione fino all'ultimo istante. Attenzione perché c'è Vitale, prova a girare con il sinistro, a mettere una specie di pallonetto, il pallone che però si perde abbondantemente alto sulla porta difesa da Cannizzaro. Sfuma la possibilità per il Catania di sbloccare il risultato. È una partita anche godibile sotto un profilo prettamente estetico, mettiamola così Carlo. Non sembra una partita di due formazioni che comunque concorrono nel campionato di Serie D e che magari si trovino alla 23esima giornata. Il Catania è già promosso ampiamente, Santa Maria Cilento è una formazione che non ha più nulla da chiedere, ha onorato oltre ogni previsione questo torneo e questo campionato, ma di fronte ad un pubblico del genere il bel calcio e le motivazioni non mancano. Tutti ci tengono a fare bella figura qui al Massimino, trovandosi in un palcoscenico che è totalmente diverso dalla categoria. Sempre Russotto, beccato da Vitale, contro traversone al centro dell'area di rigore, salta con un attimo di ritardo Manuel Sarao, non trova l'abbrivio per la girata di testa, trova invece il pallone Catalano, scarico su Ventura, buono finora giocatore con la maglia numero 24 della formazione ospite, palla che però ritorna ad Andrea Russotto, spiovente, sbagliato di Russotto, gli poteva puntare davvero l'area di rigore, non aveva assolutamente nessuno, si era fatto vedere anche Sarao in una posizione sicuramente più favorevole. Russotto evidentemente non ce l'ha fatta a puntare l'area di porta, ha preferito il cross con il destro, ma da quelle parti non c'era assolutamente nessuno. Ma sai cos'è anche Angelo? Russotto è un destro che gioca meglio a sinistra, sì, a piede invertito, proprio con la postura del corpo, un giocatore che si adatta meglio in quella fetta di campo
A destra, in maniera che dovrebbe essere il suo piede naturale, fa un po' più fatica. E può anche darsi che, tant'è vero che Russotto raramente è stato invertito nella posizione sua naturale, sembra un non senso, ma di questo è quello che stiamo parlando. Nel frattempo prova però il Catania a farsi vivo sul settore di sinistra del campo, finora un po' in ombra. Boccia che adesso mette un ottimo spiovente all'interno dell'area rigore, salta di testa Russotto, il pallone che si perde fuori. Sfera che arriva anche con giri buoni da parte di Vitale. Guardate, salta altissimo Russotto, girata di testa che va ovviamente perduta fuori. Gesto atletico non indifferente, sia quello di Vitale che il salto in alto da parte di Andrea Russotto. Sul settore di sinistra, se comunque Russotto prova a farsi vedere, finora De Luca non ha mostrato probabilmente il suo repertorio migliore in una giornata come quella di oggi, ma ricordiamo che da quelle parti c'è un giocatore che comunque conosce la fase difensiva, che è Koulibaly, da poco spazio e soprattutto in mediana. Giocatori della Polisportiva Santa Maria Cilento sono particolarmente attenti. Pallone che spiova all'interno della rigore, ma posizione irregolare segnalata sull'incursione da parte di Vitale. Sono troppo pochi, due giocatori dentro l'area su un traversone dalle fasce. Il Catania sta avendo difficoltà a attaccare con molti uomini la porta avversaria e quindi il Cilento si sta difendendo con ordine senza fare molta fatica. E proprio perché secondo me sia Ventura che Mancini stanno facendo un ottimo filtro lì in mezzo al campo. Nel frattempo Castellini gioca all'indietro per Beters, lo scambio poi un po' rischioso da parte del portiere della formazione rossazzurra, se la cava bene Castellini, poi arriva Francesco Lodi, il taglio in anticipo ancora una volta con grande energia da parte di Campanella. Non c'è fallo però all'indirizzo di De Luca, l'arbitro invece ferma il gioco per segnalare il fallo commesso da Rizzo. Si ripartirà quindi a giocare con un calcio di punizione affidato alla formazione allenata dal tecnico Di Gaetano. Abbiamo parlato bene di questo ragazzo di Ventura, Ciro Ventura, classe 2005, giocatore che ha grande carattere, lo ha dimostrato in campo, ma anche buona presenza e secondo me anche ottima disciplina tecnica per quelle che sono ovviamente le capacità e soprattutto anche l'età. Stiamo parlando di un ragazzo classe 2005 imbucato qui allo stadio Massimino davanti a 25.000 persone. E soprattutto complimenti al loro allenatore che rischia di far giocare due giocatori in una zona così nevralgica del campo del 2004 e del 2005. Eh sì, perché giocano sia Mancini che Ventura, ma evidentemente la filosofia voluta da Grella, cioè quella di inserire quando si può giovani di talento, rimane comunque un incipit importante. Non arriva Russotto in prima battuta sul lungo taglio, poi arriva invece a rimorchio Rapisarda, lo scarico su Andrea Russotto, cambia con il sinistro, Russotto si fa vedere, Lodi non è in zona tiro, è in zona spiovente tra due avversari, incespicano e poi la girata con il pallone che si perde alto sulla traversa. È Vitale che si incarica del tiro, prima lo stop di petto da parte di Vitale, ancora Vitale, il controllo, si era fatto vedere De Luca, poi col destro a giro, rimane un ottimo gesto atletico, ma non ci sono le stimmati di chi riesce ad inquadrare la porta. La seconda o terza volta che il Catania si vede il pallone transitare largo a sinistra rispetto alla porta difesa da Cannizzaro. Ma soprattutto hanno attaccato la porta con tre uomini, è stato bravo Lodi a pescare Vitale che ha fatto una buona giocata balistica e ha sfiorato il palo più lontano. Sempre Andrea Russotto, stavolta va spartellate Ferrigno, non c'è fallo, incespicano tra i due giocatori ancora una volta Ventura
nella mischia, poi viene fuori Rizzo, si fa vedere Russotto col destro, stavolta rasoterra, arriva Diop, lo allontana, ma attenzione Vitale con l'esterno del destro, la parata da parte di Cannizzaro, e ancora una volta arrivano dalle mezzali le azioni più pericolose. Guardate poi come Russotto vede il pallone, arrivi anche Rizzo con la pianta del piede e poi con l'esterno del destro a puntare stavolta sul primo palo, quello coperto però da Cannizzaro. Torniamo con le margini in diretta, il gol del Catania che arriva sugli sviluppi del calcio d'angolo, ovviamente lo batte Sarao che va immediatamente a festeggiare sotto la curva sud della Catania, il gol che arriva praticamente a tempo quasi scaduto, al 45esimo minuto sale praticamente in cielo Sarao sugli sviluppi del calcio d'angolo e di giustezza va a castigare Francesco Cannizzaro che va soltanto a raccogliere il pallone in fondo alla rete, ha retto la linea difensiva della Santa Maria Cilento per 45 minuti. Rivediamo, guardate lo spiovente all'interno dell'area di rigore, come sale Sarao, come punta con la fronte centrale il pallone, però imprime una forza importante, se lo vede praticamente sfiorare tra le mani Francesco Cannizzaro, ma non può farci assolutamente nulla perché in prima battuta il colpo di testa di Sarao sulla filtro da parte di Castellini che era lì, che era saltato qualche istante prima, mette fuori tempo l'estremo difensore della Santa Maria Cilento e Sarao arriva al gol di giustezza. Sì, è stato bravo a impattare bene sta palla pur non essendo marcato, perché loro marcano a uomo nelle palle inattive e non c'era marcatura su Sarao, quindi è stato abbastanza lesto a buttarla dentro. È stato bravo, dicevamo anche prima, Castellini, saltare per primo a mettere in ambasce la linea difensiva del Santa Maria Cilento e forse a mettere per un attimo fuori tempo Francesco Cannizzaro. L'arbitro nel frattempo fischia 2 volte. Non ci sono avvicendamenti all'inizio del secondo tempo, ma si riscaldano nel Catania sia Giovinco che Palermo, potrebbero essere loro i primi ad entrare in campo per la squadra rossa-azzurra. E noi torniamo quindi con gli 11 titolari che hanno cominciato la partita. Il Catania gioca con Beters, Trelegni, Rapisarda, Casellino, Lenzini e Boccia. Nel frattempo Catania in possesso di palla, siamo sull'auto di destra del campo, la respinta, salvataggio quasi sulla linea di porta, si era avvicinato Vitale, si fa vedere Russotto, prova a scaricare il destro, ancora una volta la sfera respinta, ritorna nuovamente Russotto, stavolta con eleganza alle parti di Boccia, pallone che non schioda e soprattutto non supera la marcatura di Koulibaly. Attentissimo il giocatore a Costa Lavorio dall'inizio di questa partita, schierato in campo al posto di Mancini che normalmente detiene quel ruolo del terreno di gioco. Poi l'uscita da parte di Diop, l'arbitro ferma il gioco per comandare un calcio di punizione a favore della Catania. L'infortunio occorso a Rizzo che ancora dolorante per terra, intervento da parte del direttore di gara, aiutano Rizzo a rimettersi nuovamente in piedi e ripartiremo quindi a giocare con un calcio di punizione a favore del Catania. La partita è iniziata da 1 minuto e 20 secondi con ancora un conciliabolo tra Diop e il direttore di gara e Peletti, poi arriva anche Francesco Lodi. Rivediamo le immagini che riguardano proprio il momento in cui Rizzo arriva Diop e va, tocca sulla piede d'appoggio proprio il centrocampista della formazione rossazzurra, ne viene fuori quindi un'opportunità che Francesco Lodi da quella mattonella potrebbe capitalizzare al massimo, mentre ovviamente i 25.000 tifosi dello stadio Angelo Massimino per questa serata che ancora possiamo ritenere all'inizio, perché ci sarà una coda che ci condurrà fino alla mezzanotte. A proposito, potete restare con noi fino alla chiusura
dei festeggiamenti, mentre Francesco Lodi chiede la distanza di sicurezza, chiamiamola così. Pallone che però transita alto sulla traversa, poi ancora capitano della Catania, lo scambio con Rizzo, gli aggiusta il pallone, prova il sinistro a giro, pallone che però non si abbassa. Riparte quindi il Catania, ancora con Lodi, sempre Rizzo, si fa vedere De Luca sulla fronte di destra, una serie di tocchi, potrebbe arrivare Boccia, poi tiro io, tiri tu, prova Vitale e adesso ancora una volta Sarao carica il destro, va a salve, poi ancora posizione buona da parte della Catania, la disperazione di De Luca perché si accartoccia sulla pallone Francesco Cannizzaro, era una buona possibilità. Guardate, Vitale ancora una volta Diop, poi questo è il momento in cui prova Sarao, l'azione che però continua con Boccia, posizione regolare da parte di De Luca, protegge Diop ma protegge meglio ancora Francesco Cannizzaro. Catania che è partito in gran velocità e gran carriera. Sì, soprattutto con una pressione molto più alta e quindi sta mettendo in difficoltà il Cilento e stanno cercando con decisione, con forza il gol del 2-0. De Luca che ovviamente è una specie di maledizione, il fatto di non segnare allo stadio Massimino, e sta cercando, così come ci ricorda Alessandro Vagliasindi, il primo gol allo stadio Massimino. Sarao invece rincorre la doppia cifra, sarebbe bellissimo poterla festeggiare qui davanti a questo pubblico di 25.000 spettatori. In mezzo al campo invece Mancini prova a dettare le regole del Santa Maria Cilento, scambio con Johnson, poi la giocata verso Koulibaly, all'indietro per Ciro Ventura, giro palla molto attento dei giocatori del Santa Maria Cilento che provano ad accerchiare il Catania, partendo ancora da Sasha Mancini, all'indietro vanno in protezione adesso provando a far allargare le maglie della linea mediana della formazione rossazzurra. Ancora Mancini tra due avversari, poi Rapisarda tocca per ultimo la rimessa con le mani affidata al Santa Maria Cilento. Sulla fronte di destra si fa vedere Koulibaly, non viene servito dai compagni di squadra, ancora Koulibaly che alza le braccia quasi a volersi sganciare dalla posizione dove comunque con la coda dell'occhio lo vede Boccia, servito giocatore con la maglia numero 98. Arriva però Boccia, avevamo parlato della predisposizione ad avere intuito quelle che potevano essere le intenzioni degli avversari, la giocata d'anticipo. Adesso Santa Maria Cilento che prova a spezzare il ritmo della partita, gioco fermo, intervento da parte del direttore di gara, comanda il calcio di punizione del Sarao che dialoga con il secondo assistente, il signor Simone Mino di La Spezia. Fallo su Catalano, non è d'accordo però bomber della formazione rossazzurra. Ancora Johnson difende il pallone, Johnson, lo scarico per Diop, parte però il Catania con Russotto che adesso non aggancia con i tacchetti, pallone che sfila, favoriamo quindi la ripartenza e l'intervento dei giocatori del Santa Maria Cilento. Mancini con autorevolezza, questi due in mezzo al campo stanno facendo davvero una bella partita, sia Mancini che Ventura, giocatori che evidentemente hanno anche voglia di mostrarsi. Nulla di strano che il Catania possa adocchiarne qualcuno tra i due, con Koulibaly che adesso prova a mettere un pallone là davanti e adesso ritorna nuovamente indietro l'atleta della Costa d'Avorio. Dovrebbe essere rinvio che però passa dai piedi di Castellini, poi arriva a quelli di Lorenzini. Francesco Lodi fa il perno basso di questa linea mediana, quasi specie di libero, a volte in alcuni momenti, in una circostanza lo abbiamo beccato davvero con le dita nella marmellata.
E non era la prima E non era volta, la prima volta. in questo torneo, è stato veramente molto bravo dal punto di vista tattico. Russotto, provato il destro a giro, ma ci ha provato, palla che però non impensierisce Cannizzaro. Guardate, Russotto, effetto al contrario, piuttosto che ad entrare la sfera prende la via dell'uscita del legno di sinistra della porta di Cannizzaro e riparte Santa Maria Cilento, unica squadra, ricordiamo, che è riuscita a battere nei tempi ordinari in questo campionato il Catania. Fu una partita nella gara d'andata che Marco Carli sicuramente ricorderà benissimo, ma nel frattempo vediamo come si sviluppa anche l'azione difensiva da parte del Catania. Fu un'autentica festa per l'arrivo del Catania, c'erano le bancarelle con tutte quante le fotografie storiche della polisportiva Santa Maria Cilento. Nulla lasciava presagire ad una situazione che nell'arco dei 90 minuti di quella partita andò a regalare alla squadra allenata da Francesco Di Gaetano una vittoria importantissima, chiamiamola storica, nei confronti proprio della formazione rossazzurra. Vai a pensare, era domenica 18 dicembre 2022. Carlo, devi sapere che quel giorno si giocava la finale dei campionati del mondo e da Dubai 2 collegamenti proprio dallo stadio di Dubai dove si giocava la partita dei finale campionati del mondo. 2 spettatori hanno preferito guardare il Catania. Abbiamo il report di quei collegamenti e poi Alberto Cicalini da studio vi svelerà un altro piccolo segreto di oggi, perché c'è chi oggi può vedere il boss e preferisce invece andare a seguire il Catania all'interno di uno stadio dove si suona musica, ma questo ve ne parleranno dallo studio. Coincidenze incredibili. Castellini la gioca all'indietro, partita che adesso ha un attimo di rallenti. Vitale prova ad addormentarla un po' il Catania, soprattutto perché formazione rossazzurra pensa di poter scoccare il tiro decisivo aspettando la prima disattenzione degli avversari. Palla fuori e Marco Carli. Molto concentrati ancora i due allenatori, perché il Catania cerca appunto il colpo del KO per chiudere al meglio la stagione qui fra le mura amiche, mentre il Santa Maria Cilento, memore della partita che raccontavi tu, chiaramente ci sta provando fino alla fine. Prima Ferraro si è lamentato parecchio per il fallo subito da De Luca, è arrivato l'arbitro, gli ha detto mister però no così, perché così, stia calmo, e la partita è ritornata sui binari della correttezza che l'ha contraddistinta fino adesso. Facevi riferimento tu al corridoio d'onore tributato dalla squadra campana al Catania a inizio partita. Insomma, il seguito della partita ha testimoniato che quello non è stato solo un atto di cortesia, ma insomma le due squadre si stanno comportando in modo molto corretto, tutte e due vogliose però di portare a casa il risultato. Agonisticamente disciplinato, grazie Marco per questa sottolineatura. Abbiamo parlato anche del direttore di gara in corso di questa cronaca per dirvi che tra i migliori di questa stagione, di quest'anno, arbitro che è stato designato già nel 2008-2009 miglior arbitro di terza categoria, poi a Cremona ha raccolto tanti premi, premio Firni come miglior arbitro nel 2015-2016, e potrebbe essere un direttore di gara in predicato di poter arbitrare già dalla prossima stagione 3 campionati professionistici. Ovviamente non è una partita con altissimo coefficiente di adrenalina, però finora l'ha diretta in modo assolutamente egregio. Palla che adesso gravita lì in mezzo al campo, l'apertura sul versante offensivo di destra dove la gioca il Santa Maria Cilento con De Marco, deve vedersela con De Luca, autore del fallo, giocatore con la maglia numero 17 della formazione rossazzurra. Si rialza nel frattempo De Marco e c'è il calcio di
punizione, va Francesco Lodi ovviamente a parlare con l'arbitro. Segnalazione giunta anche da Pasquini di Genova, che è il suo primo assistente, ma abbiamo parlato anche dell'autorevolezza del direttore di gara. Annuisce, ma ovviamente comanda il calcio di punizione a favore del Santa Maria Cilento, il destro di Giovan Battista Catalano, giocatore ovviamente di livello per questa categoria, è un veterano classe 1994, 10 anni in più della collega di scuderia Mancini. Pallone che spiava all'interno dell'area di rigore, Rapisarda, una puntata, ma il gioco nel frattempo era stato interrotto. Sfera che viene messa fuori, la rimessa con le mani, nessuno riesce a diventare particolarmente incisivo dalle parti di Beters sul fronte offensivo di sinistra. Guadagnano però un calcio d'angolo i giocatori della Santa Maria Cilento e dalla bandierina torna nuovamente Catalano, giocatore che è il piede migliore di tutta la squadra. Guarda lo schieramento dei compagni, ci sono 6 maglie bianche all'interno dell'area di rigore. Chiamano lo schema invece, pallone battuto fuori, poi la spioventa all'interno dell'area di rigore, lo stop di petto di Koulibaly, pallone che però giocatore a piede buono per la difesa, non altrettanto invece per il disegno offensivo. Comunque è un ragazzo che mi ha veramente impressionato. Koulibaly nella fase difensiva ha concesso pochissimo sia a Russotto che a De Luca ed ha un'ottima corsa e in questa situazione ha concluso anche discretamente bene. Si va da Beters per poi arrivare a Castellini, linea difensiva della Catania, quella maggiormente consolidata, ovviamente al netto delle defezioni e al netto degli infortuni. Quei due, anzi quei tre, Rapisarda, Castellini e Lorenzini, sono stati sempre giocatori prescelti. Arriva invece Boccia sul versante di sinistra, ancora Koulibaly, chiusura imperiosa su Russotto, non c'è fallo, e ancora una volta giocatore che dimostra comunque di avere il passo. Koulibaly è classe 98, ovviamente il capitano di questa squadra, mentre le immagini riguardano Ferraro che col suo cronometro che controlla costantemente, dà la possibilità a Marco Carri per i primi avvicendamenti. Marco. Esatto, perché c'è il primo cambio della partita che è per il Santa Maria Cilento, con De Leonardis che entra al posto di Ventura, mentre vi confermo che per quanto riguarda il Catania i due giocatori che entreranno fra pochissimo in campo sono Giovinco e Palermo. E Palermo fu giocatore che riuscì proprio a Santa Maria Cilento a realizzare il gol del temporaneo 1-1 della pareggio della Catania, mentre per quanto riguarda Santa Maria Cilento è uscito Ventura, stanchissimo, il ragazzo classe 2005. È entrato comunque un altro mediano che è Gabriele De Leonardis, cambia poco sul piano dell'impianto tattico. Attenzione a Russotto, la posizione centrale, come al solito Koulibaly, seconda battuta, si va a vedere invece qualche metro più avanti Johnson, prova a scodellare in mezzo, salta alla ricerca del pallone, poi commette fallo. Rizzo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della formazione ospite. Si scusa Rizzo, guardate, momento in cui Rizzo prova a saltare l'uomo, poi il pestone ai danni di Giovan Battista Catalano. Arbitro attentissimo, e le due sostituzioni di cui ci parlava Marco Carli. Sì, con i due sostituti anche, che sono i due giocatori sostituiti, che sono Lodi e De Luca. Lodi che esce ovviamente fra gli applausi, cede la fascia da capitano a Rizzo e anche la zona da centrocampista centrale, perché Palermo poi si schiererà da mezzala. Giovinco invece entrerà al posto di De Luca, con la possibilità, come aveva provato a fare qualche volta De Luca durante il primo tempo, di schierarsi proprio alle spalle di Sarao. Intanto gli applausi per Ciccio Lodi.
se li prende tutti giustamente Francesco Lodi, il capitano di una squadra che quest'anno ha strapazzato tutti i record possibili e immaginabili, con gli applausi che ovviamente sottolineano l'uscita del capitano del Catania, con invece l'ingresso in campo di Palermo, giocatore che nella partita di andata, ricordiamo, riuscì a trovare il gol dell'1-1, la prima rete fu di Bonanno per quanto riguarda il Santa Maria Cilento, poi un minuto più tardi ci fu il pareggio del Catania, Rocambonesco batti e ribatti all'interno del rigore con Marco Palermo, e poi invece arrivò a un quarto d'ora dalla fine della partita il vantaggio con Tandara, e lì il Catania non riuscì a cercare a trovare più il gol del pareggio, finì con il risultato di Santa Maria Cilento 2 Catania 1. Arriva l'appoggio di Russotto a cercare l'incursione di Sarao, ma guardate quanta attenzione nella chiusura difensiva del capitano Campanella. Lodi sembra non abbia gradito la sostituzione in questo momento della partita, ci teneva ad avere la possibilità di disputarsela fino alla fine e l'adrenalina del cambio lo ha probabilmente condotto ad una reazione particolarmente evidente. Calcio d'angolo, ha girato il pallone, il gol del Catania arriva con Rapisarda che lo mette dopo una ribattuta goffa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ciccio Rapisarda va a mettere il pallone in fondo al sacco e siamo giunti al minuto 64esimo nel corso dall'inizio di questa partita. Ancora un calcio piazzato aiuta la formazione rossa-azzurra, le grandi prove di questa squadra sui calci d'angolo, e arriva Ciccio Rapisarda, guardate, Sarao se ne porta 3, la girata di Palermo, l'uscita goffa da parte di Cannizzaro, è una specie di comproprietà del gol, 50% la bravura di Palermo, 50% meno l'uscita da parte di Cannizzaro, e poi l'arrivo di Rapisarda. Come un rapace Rapisarda va al suo 6° gol stagionale, per un terzino è veramente tanta roba, la sua catanesità è veramente da elogiare. Però bravo anche Palermo, siamo contenti, sì, oltre che Palermo, certo, siamo contenti che Rapisarda sia un grande trascinatore, ed è stato per tutto l'anno un grande trascinatore del Catania. Così è, e arriva uno dei sottofondi dei quali abbiamo parlato spesso a corner con i dirigenti del Catania tante volte, le sottolineature di giocatori che hanno un impianto di catanesità nella loro DNA, e oggi gli esordienti, oggi in questo campionato, gli esordienti catanesi con la maglia del Catania ce ne sono stati parecchi, e questo è anche un altro dei meriti di questa società. Rizzo arriva per Russotto, la posizione è regolare, quella di Russotto che si invola lungo lato di sinistra del campo, non ci arriva. Per un attimo Giovinco la voleva un centimetro più bassa Giovinco, ma mi pare che Russotto avesse scelto i tempi giusti per la girata, anche l'altezza giusta, non ci arriva per un attimo Giovinco. La classica azione di Russotto, che questa volta ha preferito crossare col sinistro invece che rientrare, e ha aspettato il movimento di Giovinco, che ha attaccato forte la porta e non è arrivato per un soffio. Marco Carli, parli per panchina del Catania più tranquilla? Sicuramente sì, anche se è esultato parecchio dopo il gol, lo dicevamo prima, ci tiene il Catania a terminare al meglio questa stagione davanti a questo pubblico meraviglioso che continua a cantare, che continua ad incitare la squadra. Particolarmente contento ovviamente Rapisarda, l'avete sottolineato
voi è un catanese, ha fatto una stagione strepitosa con 6 gol, 7 assist, insomma un giocatore di altissimo livello per questo campionato. Si è tranquillizzato il capitano? Sì, assolutamente sì. 67 minuti dall'inizio di questa partita, il risultato è cambiato allo stadio Angelo Massimino. 3 minuti addietro Ciccio Rapisarda sugli sviluppi del calcio d'angolo, prima l'inzuccata di testa da parte di Palermo che contro il Santa Maria Cilento, una specie di carnet degli assegni sempre aperto per azioni pericolose e gol, è uscita goffa di Cannizzaro che ha alzato il pallone quasi a campanile all'interno o a ridosso della linea che demarca la porta. Poi è arrivato di gran carriera Rapisarda, in modo rapace ha indirizzato il pallone alle spalle del portiere. 68 minuti in una domenica che è la vigilia del 1° maggio, la vigilia della festa dei lavoratori, e qui a sottolineare ancora una volta come davvero gli elementi che riguardano il calcio, che riguardano lavoro, che riguarda la serietà nel lavoro alla fine e dei progetti premia. In questa terra abbiamo bisogno di progetti seri, perché poi le risposte sono quelle che oggi riesce a mostrare un pubblico che è tornato dall'inizio di questo campionato allo stadio, un pubblico che ha cambiato pelle, ha cambiato generazione, ma non ha cambiato l'amore con cui tratta questa squadra. Una grande maturità del pubblico catanese, quale si aggiunge ovviamente, mentre attenzione c'è il Santa Maria Cilento che prova a mettere la palla dalle parti di Betters, a cui si aggiunge però un pubblico che grazie a Telecolor è riuscito a raggiungere il Catania da tutte le parti del mondo, dando la possibilità di vedere un campionato straordinario di questa squadra, seppur in una dimensione dilettantistica, ma cambia poco, perché quando vinci è bello vincere in tutte le categorie. Carlo, tu ne sai qualcosa? Sì, ma hai detto proprio bene come questo pubblico, come il popolo rossazzurro si sia subito identificato in questa nuova proprietà che ha portato entusiasmo, con grande rispetto della piazza. Da sottolineare come dall'inizio Vincenzo Grella, Ross Pelligra, Antonello Laneri, i massimi vertici della società, si sono subito messi a disposizione di questa piazza e hanno detto da subito come sia importante indossare questa maglietta. Johnson nel frattempo si rialza, l'arbitro ha fermato il gioco per comandare il calcio di punizione a favore della squadra allenata da Francesco Di Gaetano. Guardate, Boccia arriva senza disinteressandosi del pallone, ci sono tutti gli estremi del calcio di punizione, del fallo fischiato in danno al Catania. Come al solito Giovan Battista Catalano va sul punto di battuta del calcio di punizione e andiamo a vedere che cosa succederà all'interno del rigore, perché stavolta sono 7 i giocatori in maglia bianca giallo-rossa della formazione ospite. Pallone girato di testa, ma la sfera si perde abbondantemente distante dalla porta di Betters. Inquadratura per Francesco Campanella, capitano di questa squadra, ma palla che si è persa nella terra di nessuno, controllata a vista da parte di Betters, che ricordiamo al 71esimo minuto e mezzo non ha eseguito nessun intervento degno di questo nome. Johnson, attenzione, l'apertura sulla versante di destra, i fischi che arrivano invece per sottolineare la sbavatura sul fronte offensivo di Koulibaly, ma poteva fare sicuramente meglio, forse era meglio che metteva questa palla dietro, perché era abbastanza defilato e quindi infatti i suoi compagni si sono un tantino arrabbiati. Si trattava di Johnson. Nel frattempo Betters, guardate dalle nostre inquadrature dal basso,
lo scenario dei 25.000 spettatori dello stadio Angelo Massimino. Sarao cerca il gol che lo porti in doppia cifra. De Luca conclude la sua stagione senza avere mai potuto segnare un gol allo stadio Angelo Massimino. Rizzo la mette al centro, si fa vedere Giovinco tra due avversari. Giovinco salta il primo e il secondo, poi arriva Sarao. Rizzo, Palermo allontanano con De Leonardis e poi Koulibaly la gioca all'indietro, si fa vedere Diop, ancora Koulibaly chiamato in causa, la palla viene messa fuori dalla numero 98 della formazione di casa all'interno dell'area di rigore, respinta corta e poi arriva Russotto, ma prima di lui va a praticamente sbrogliare la matassa. Guardate, Palermo la mette tesissima, non ci arriva Sarao e poi arriva De Marco prima di Russotto, mette il pallone in sicurezza, numero 27 della formazione ospite. Partiamo quindi con un calcio d'angolo, non c'è più Francesco Lodi, dalla bandierina potrebbe batterlo Palermo, si rialza nel frattempo Sarao, non ci sono scintille all'interno dell'area di rigore ma soltanto sorrisi e ovviamente un pizzico di trans agonistica. Pallone che spiova all'interno del rigore con i pugni, lo allontana Cannizzaro, lo fa scoccare per terra, poi Lorenzini commette fallo ai danni di Johnson. Non è una partita cattiva, l'arbitro interrompe però il gioco. Guardate la marcatura di Diop su Sarao e poi incursione di Lorenzini e il fallo su Johnson. E sottolineiamo soprattutto le numerose incertezze del portiere Cannizzaro, Sì. che non mi è sembrato proprio all'altezza della situazione quest'oggi. Sì, qualche uscita a vuoto, poi sulla gol del 2-0 del Catania sicuramente una buona dose di responsabilità su quell'intervento goffo e anche su questa uscita con i pugni a schiacciare, mentre numericamente il Catania è più 31 sull'Ocri ed è già record assoluto. Abbiamo parlato di tanti record, mentre attenzione c'è Sarao, chiusura provvidenziale e sicuramente applausi anche per Francesco Campanella, che è governatore della linea difensiva del Santa Maria Cilento, giocatore che nonostante sia di classe 89 ha avuto sempre una grandissima attenzione nella amministrare tutta quanta la linea difensiva. Giovinco sul punto di battuta del calcio d'angolo, stavolta l'allontana con i pugni Cannizzaro, aspettando che il pallone stava per arrivare dritto per dritto, saccarsi alle sue spalle. Stavolta intervento significativo da parte del portiere, che non ha scacciato per terra, ha proprio messo il pallone distante e lontano. Sarao difende tra due avversari, poi arriva Diop, lo scarico, è pronta la partenza da parte della Santa Maria Cilento con De Marco, prova a saltare nella circostanza Boccia, si prende gli applausi, il difensore della formazione rossazzurra, anche lui salito bene in cattedra da quando è stato chiamato a presidiare la linea difensiva di sinistra. A quel punto il Catania, che ha un jolly che si chiama Alessio Castellini, lo ha messo lì al centro e sostanzialmente l'impianto centrale difensivo del Catania ha avuto sempre grandissimo rigore e soprattutto grandissima qualità tecnica. Dobbiamo dire che Boccia, a parte le prime uscite in campionato dove ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi nel ruolo di terzino sinistro, essendo lui un destro, nel girone di ritorno ha giocato con più continuità e ha fatto sempre la sua ottima partita, tutte partite da 6,5-7. Per un allenatore è importante avere un giocatore che si sa adattare ed è efficace nella fase difensiva e nel ribaltare l'azione, quindi ottime le prestazioni di Boccia.
che ha tenuto in panchina un altro ragazzo che è Pedicone, che aveva ben impressionato, se ti ricordi, ad Acireale. Classe 2002, c'è area di sostituzioni e allora Marco Carli, chi arriva? Sostituzione del Catania perché entra De Respinis, che ha segnato nell'ultima partita in casa del Real Aversa e ha fatto una prestazione eccezionale e vorrà sicuramente ripetersi in questo ultimo quarto d'ora circa di partita. Entra al posto di Russotto, mentre per quanto riguarda la squadra ospite c'è l'ingresso di Cristina e di Ielo, che faranno il loro ingresso in campo. Ielo entra al posto del numero 6 Campanella, mentre Di Cristina entra al posto di Ferrigno. Grazie mille. Di Cristina è un difensore centrale, probabilmente prenderà lui il posto di Campanella, e comunque Ferrigno che esce va praticamente a modificare la linea difensiva, perché Di Cristina è un difensore centrale, Di Ielo invece è un centrocampista di destra. Andranno sicuramente a ricoprire gli stessi ruoli. Koulibaly va a prendere il posto di Campanella al centro della difesa insieme a Diop, E questo diventa un tandem difensivo. Koulibaly ha corso tantissimo oggi, fino a qualche istante fa, chiamato in causa su un intervento importante su Sarao, rimessa con le mani nel frattempo per il Catania, giocata all'indietro da Rizzo con la possibilità di un servizio comodissimo per Beters, che ha tutto il tempo di andare a cercare il supporto dei compagni di squadra. Rapisarda ancora una volta verso Beters, e si è messo a 5 adesso Di Gaetano, ha rinforzato la difesa, quindi adesso vedremo come si schiereranno nella zona di metà campo. Potrebbero essere anche tre centrali a quel punto, decidere, perché difendere il 2-0 all'oltranza potrebbe non essere forse la soluzione giusta, a meno che non possa a questo punto pensare bene di evitare. È un 3-4-3, Angelo, però i due esterni sono sempre due giocatori molto offensivi, perché De Marco lo è a destra e dall'altro lato il nuovo entrato Cristina, che è un 2005. All'indietro gioca Boccia, Lorenzini lascia il compito a Castellini, si fa vedere Rizzo, vitale, giocato una buona partita nei primi 45 minuti, dai suoi piedi sono transitati palloni particolarmente pericolosi nel momento in cui la partita era sostanzialmente bloccata e blindata, con una linea difensiva della Santa Maria Cilento sempre particolarmente attenta. Inquadratura per De Respinis, giocatore che ha detto chiaramente settimana addietro ai nostri microfoni di essere venuto ovviamente a Catania non per giocare spezzoni di partita, ma per candidarsi già alla prossima stagione per essere un riferimento offensivo della squadra del futuro del Catania. Vedremo quali saranno poi le considerazioni alla fine di questo ciclo di partite di campionato da parte della dirigenza del Catania, e vedremo a chi si riferivano, sicuramente non a lui, le parole di Grella. Salta a vuoto, attenzione Mancini all'interno del rigore sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto, poi Lorenzini, qualche scintilla, va a parlare con Di Cristina, ma anche Sarao, se la prendono un po' giocatori. Va Vitale a dare difensore centrale l'abbrivio verso il mantenimento delle distanze dalla zona incandescente. Rimessa con le mani da parte di Boccia tra due avversari, non riesce Giovinco a tenere il pallone, poi ritornano su di lui, provano a ripartire giocatori della Santa Maria Cilento, partono sul versante offensivo di sinistra, imbucata Lorenzini all'interno dell'area di rigore, ma prima c'era Pisarda, poi arriva Rezzo, togliersi poi Palermo,
lo scarico sulla versante di destra della formazione rossazzurra, si fa vedere Sarao, ripartenza della Catania, Sarao che si defila, va a scaricare con uno spiovente all'interno dell'area di rigore, troppo facile però l'intervento per Cannizzaro, si l'ha fatto vedere Palermo che nel frattempo aveva tagliato all'interno dell'area. Ritornano invece giocatori della Santa Maria Cilento con un retropassaggio da parte di Boccia che per poco non mette in difficoltà Klaas Betters, palla che comunque viene battezzata alta sulla traversa, calcio d'angolo che batte Santa Maria Cilento, che con questo impianto di gioco sta provando a sfruttare ancora di più le corsie offensive, soprattutto quella di sinistra. Batte il calcio d'angolo proprio in questo istante, saltano in due, poi prova a partire Catania, l'arbitro non ferma il gioco per un fallo commesso da Mancini, si fa vedere invece a destra Catalano, prova col destro poi col sinistro, arriva il punto esclamativo di Rizzo, trasferisce il pallone però al mittente con Diop. Santa Maria Cilento che prova ad aggirare l'ostacolo Catania cercando le incursioni sulle due corsie, si prova stavolta con un versante di sinistra e poi arriva proprio da quella fascia Tandara, pallone che si perde di poco al lato della porta difesa da Betters, spiovente da destra, incursione da sinistra e la panchina ovviamente di Giovanni Ferraro che controlla in maniera maniacale il cronometro, tempo che arriva al minuto 84esimo dall'inizio di questa partita e insomma i cambi di Gaetano quantomeno hanno ravvivato un po' la partita. sì. Sì. Di Marco in questa posizione partendo da dietro è riuscito a mettere una gran palla, doveva sicuramente far meglio lì Tandara perché era un'occasione molto ghiotta. De Leonardi sale indietro per Diop, il taglio come al solito a cercare l'incursione sul fronte offensivo di sinistra, ne approfitta però il Catania che avanza, palla al piede, pallone che però viene sradicato da Koulibaly, ancora lui bravo giocatore, vice capitano, adesso capitano della Santa Maria Cilento. Inquadratura per Palermo e partenza invece sul fronte di destra con De Marco, scarico per Johnson tra due avversari, non c'è storia, perfeziona l'uscita Boccia tra due avversari, questa volta arbitro che ferma il gioco per l'intervento falloso di Diop ai danni di Sarao, giocatore che ha espresso ancora una volta una modalità di giocare il ruolo attaccante con enorme sacrificio, si va a prendere tutti i palloni lì in mezzo al campo. Ma sta bene fisicamente, è cresciuto tantissimo dal punto di vista fisico nella seconda parte della stagione, con questo ha trovato pure il gol e ha trovato una convinzione mentale di poter essere il trascinatore lì davanti del Catania. Ha fatto un grande giro di ritorno, complimenti veramente a Sarao. E gli auguriamo di trovare il gol a doppia cifra che lo porti al numero 10, se lo merita per quello che ha dimostrato in tutto il campionato, ma soprattutto, così come giustamente Carlo sottolineavi, nel girone di ritorno. De Marco, ancora per lui possibilità di proporre qualcosa di buono per i compagni di squadra, ma stavolta sbaglia il metro della misura, consegna quindi il pallone al Catania e c'è un'altra sostituzione, Marco, con Morlando che entra al posto di De Marco per il Santa Maria Cilento, sostituzione dunque la quarta di questo secondo tempo. Morlando che è un terzino sinistro e a questo punto tant'è vero che va a collocarsi su quell'area
cambierà sicuramente qualcosa, perché De Marco ha gravitato quasi sempre invece sotto la nostra postazione, sotto la nostra corsia, va quindi a collocarsi a sinistra, si scambia di posizione con Ielo, che invece adesso si muove a destra, ed è lui il giocatore che proverà a rimettere il pallone in gioco, mette le cose in ordine, perché proprio Ielo è un centrocampista di destra, va nella sua posizione. Nel frattempo si rialza Johnson, atleta che oggi ha giocato anche una buona partita, per quelli che possono essere ovviamente i limiti di una squadra che comunque è stata messa bene in campo dall'inizio di questo campionato da Francesco Di Gaetano, per quello che ovviamente potevano essere gli spunti iniziali di una squadra che doveva salvarsi. L'ho fatto con dignità, con autorevolezza e anche con una buona espressione di gioco, per quello che ha fatto vedere quantomeno nelle 2 partite giocate contro il Catania. Si può perdere dignitosamente e oggi sostanzialmente il Santa Maria Cilento sta perdendo, ma con una grande dignità calcistica. Marco Carli. Altro cambio per il Santa Maria Cilento, l'ultimo, Dauria per Mancini. Ha cominciato a piovere, dunque insomma qualcuno ha detto poteva aspettare ancora una ventina di minuti, però... Questo qualcuno so che potresti essere tu tra i candidati del qualcuno. Abbiamo trascorso l'intero campionato, adesso lo possiamo dire, ogni volta sfiorando la pioggia, anche in nubifragi, ma poi le partite ce le siamo fatti quasi sempre all'asciutto. Ma evidentemente a maggio, alla vigilia del 1° maggio, ti tocca aprire l'ombrellone, con la quale ovviamente andrai tra qualche minuto con le interviste a bordo campo. Non ero io Angelo, questo qualcuno. Comunque ti dico che è arrivato anche il dato ufficiale dei paganti, cioè dei presenti, sì, che sono 20.205. Bene, con il dato che ci arriva, che ovviamente riguarda i paganti, ma la percezione che abbiamo noi di pubblico, quello stadio Massimino ovviamente è sicuramente superiore di qualche migliaio, ma ovviamente ci riferiamo agli steward, ci riferiamo agli operatori delle forze di polizia dell'ordine, che ovviamente ringraziamo, tutto quello che è anche l'impianto di lavoratori, visto che siamo vicini al 1° maggio, all'1 maggio, che sono qui non solo per godersi dello spettacolo, ma soprattutto per poter lavorare. Siamo già in fase di recupero. Marco, che cosa dice la lavagnetta? Sono 3 minuti di recupero già cominciati, mentre la pioggia è ancora più insistente. Arriva Catalano a battere il calcio di punizione, il giocatore inossidabile nella partita di oggi. Vediamo le immagini che riguardano proprio i goccioloni che arrivano. Catalano, saltano in tanti all'interno dell'area di rigore del Catania, poi scarica la sfera con il sinistro, ne viene fuori un tiro assolutamente sbilenco, con invece la ripartenza della Catania, che parte con Giovinco, che guardate, anche l'abbiamo fatto vedere nelle immagini in apertura, la possibilità per i tifosi del Catania di andare anche in quel settore, in quello spicchio che normalmente è destinato alla tifoseria ospite. Oggi tutto uno stadio bardato di rosso-azzurro, i colori che hanno disegnato questo campionato vittorioso del Catania, che arriva quasi ai titoli di coda. Ne rimangono 90 minuti da giocare, ma questo è il congedo che arriva dallo stadio Angelo Massimino, in una cornice di pubblico incredibile per un campionato del genere, e con un racconto calcistico che non dà più spunto a una partita che a questo momento si svuota probabilmente anche del significato, tutti in attesa del triplice fischio del direttore di gara, tutti in attesa ovviamente del congedo di questa squadra che arriverà. E guardate come cade la pioggia, e caro Carli,
mi dispiace, ma ovviamente ti tocca, perché i festeggiamenti bagnati saranno sicuramente festeggiamenti fortunati un po' per tutti quanti, mentre ultimo giro di lancette che è iniziato da 30 secondi, ultimi 30 secondi di questa partita, dopodiché il signor Stefano Peletti di Crema dirà che la partita e la gara è finita, ma prima vediamo se ancora c'è lo spazio per vedere Giovinco all'interno del rigore. Si fa vedere anche Palermo, giocata la sfera all'indietro, Catania che non demorde, ancora con Rapisarda, doppio passo per Rapisarda, palla messa morbida, vitale, il tiro, la girata, pallone che si perde fuori, e l'arbitro proprio in questo istante dice che la partita è finita.